È stato un fulmine a ciel sereno questa notte a Napoli, colpendo tutti di sorpresa con questa notizia esplosiva appena confermata dalla stampa italiana. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di dare una spinta al nostro canale mettendo mi piace e iscrivendovi per poter continuare a fornirvi tutti gli aggiornamenti e le notizie sul Napoli, perché sul nostro canale di notizie non vi perdete nulla di aggiornato sul Napoli. Ora andiamo avanti. Il Napoli si trova in un bivio cruciale per il futuro della squadra, con decisioni importanti da prendere riguardo a due pilastri del nostro centrocampo, Stanislav Lobotka e Anguissa, i quali potrebbero finire per fare le valigie, ma per motivi molto diversi. Secondo le informazioni provenienti da fonti spagnole, Stanislav Lobotka, il nostro formidabile centrocampista slovacco, ha espresso il desiderio di giocare per il Barcellona. Lobotka si è dimostrato un elemento fondamentale per il Napoli, e non sorprende che il suo nome sia collegato a un club del calibro del Barcellona. La sua tecnica, visione di gioco ed esperienza anche nel campionato spagnolo con il Celta Vigo lo rendono un candidato ideale per diventare un pilastro del centrocampo blaugrana. Inoltre, il suo agente, Branislav Jusek, ha discusso questa possibilità con Decco, direttore sportivo del Barcellona, approfittando anche dei complimenti ricevuti dall'allenatore Xavi. Passiamo ora ad Anguissa. Dopo un anno che non è stato esattamente al top, il futuro del centrocampista camerunese, legato al Napoli fino al 2025 con opzione per altri 2 anni, potrebbe essere altrettanto incerto. Il club italiano, infatti, potrebbe considerare possibili offerte per lui, cercando di rinfrescare e possibilmente rivitalizzare il centrocampo. Commenta qui sotto, tifoso napoletano, cosa pensi di queste possibili partenze dal Napoli? Lasciate la vostra opinione qui sotto e rimanete sintonizzati sul nostro canale di notizie perché presto torneremo con le ultime notizie sul Napoli. Alla prossima, forza Napoli sempre!